I sogni di Don Bosco. Che valore dava Don Bosco ai suoi sogni? Il primo compilatore delle memorie biografiche, Don Lemoine, riferisce questo giudizio di Don Bosco medesimo. Nei primi anni io andavo a rilento a prestare a questi sogni tutta quella credenza che meritavano. Molte volte li attribuivo a scherzi della fantasia. Raccontando quei sogni, annunciando morti imminenti, predicendo il futuro, più volte ero rimasto nell'incertezza, non fidandomi di aver compreso e temendo di dire bugie. Alcune volte mi confessai da Don Cafasso di questo, secondo me, azzardato parlare. Mi ascoltò, pensò alquanto, poi disse: Dal momento che quanto dite si avvera, potete stare tranquillo e continuare. Però, solo anni dopo, quando morì il giovane Casalegno e lo vidi nella cassa sopra due sedie nel portico, precisamente come nel sogno, allora più non esitai a credere fermamente che quei sogni fossero avvisi del Signore. A sua volta, Don Ceria, biografo di Don Bosco, che compilò gli ultimi 9 volumi delle memorie biografiche, classifica i sogni di Don Bosco in 3 gruppi. Sogni che non sono altro che sogni, come facciamo noi nelle notti di cattiva digestione. A rigore di termini non ci dovrebbero stare nella vita di Don Bosco. Qualcuno fu riportato nelle memorie biografiche per conoscere più elementi possibili della vita di Don Bosco. Sogni che non furono sogni ma vere visioni, avvenuti in pieno giorno, come la rivelazione sul futuro di Giovanni Cagliero. Sogni fatti di notte, che rivelano cose oscure o future. È difficile però distinguere tra le 3 categorie. Una volta, non sappiamo quando, Don Bosco sognò di trovarsi in San Pietro, dentro la grande nicchia che si apre sotto il cornicione, a destra della navata centrale, perpendicolarmente alla statua bronzea di San Pietro e al medaglione in mosaico di Pio IX. Egli non sa capacitarsi come sia capitato lassù. Vuole scendere, chiama, grida, ma nessuno risponde. Finalmente, vinto dall'angoscia, si sveglia. Un sogno da cattiva digestione, si direbbe. Ma chi guarda nella nicchia di San Pietro in questo 1936 si vede la grandiosa statua di Don Bosco, dello scultore Canonica. E allora si capisce che la cattiva digestione non c'entrava.